fede e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Ene Maria, gli angeli, per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che con paterna bontà ti prendi cura di tutti, fa che gli uomini che hanno da te un'unica origine formino una sola famiglia e con animo fraterno vivano uniti nella pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che la sua creazione sarà liberata dalla corruzione per entrare nella Sappiamo infatti che Dio diamo le primizie del superiormente l'adozione a figli, la redenzione del corpo, nella speranza siamo stati salvati. Ciò che si spera, se è visto, non è di volontà. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Parola di Dio. Il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Stabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti nel Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Nell'andare se ne va la semente da gettare, ma nel viene portato i suoi covoni. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Alleluia.
Dio lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia. Alleluia. E il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo diceva Gesù: a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe e divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido tra i suoi rami. E disse: osare è simile a una scolina fino al del Signore. Il brano del Vangelo ci fa comprendere la preziosità e la straordinaria energia che possiede il Vangelo, una parola semplice ma che ha una capacità straordinaria, quella di fermentare, di trasformare, di crescere, tanto da offrire ospitalità anche agli uccelli. I punti della teologia ortodossa, la realtà del presente che viviamo e del futuro che ci è dal Signore, che lo Spirito Santo ci fa intravedere. Nel momento presente noi sperimentiamo la sofferenza, ma questa sofferenza, dice Paolo, non è un qualcosa di alienante, di paralizzante. Da questa sofferenza nasce un qualcosa di straordinario, prepara la gloria futura. Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Attenzione, non a noi, ma in noi, dentro di noi. Siamo coinvolti, avvolti da questa gloria futura. E la gloria non è altro che la presenza, l'amore del Signore. C'è il secondo messaggio che l'Apostolo Paolo ci dà qui. Anche qui siamo per contrasto. Il peccato ha introdotto la morte. Il peccato ha scompigliato l'armonia cosmica. Tutto il creato, tutta la creazione ne ha risentito, ne risente del peccato dell'uomo. Ebbene, l'azione dello Spirito Santo è così pervasiva la realtà esistente che la rinnova in profondità. Dal gemito della creazione nasce lo Spirito Santo, fa emergere qualcosa di nuovo e paragona questo a un parto. C'è una sofferenza che viene sperimentata dalla mamma, ma c'è poi la gioia di una realtà nuova che è avvenuta.
noi siamo coinvolti in questa azione rinnovante e trasformante dello Spirito Santo. Lasciamoci guidare dallo Spirito del Signore. Al Padre che ci chiama a collaborare all'avvento del suo regno e che porta ogni cosa alla perfezione, rivolgiamo la nostra preghiera. Venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Io, perché il sia cosa preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Il regno di Dio è come fermenta la massa, perché tutti i cristiani fecondino il mondo con la preghiera e la testimonianza operosa. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Il regno di Dio è già presente tra noi, perché chi ha scelto il celibato annunci con semplicità e gratuità il primato assoluto di Dio. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. L'Eucarestia che celebriamo è primizia del regno che viene, perché ciascuno di noi accolga la grazia di Dio con gratitudine e età. Preghiamo. Venga il Signore. O Dio ci conforti in partecipazione alla costruzione del tuo regno e ogni nostra per la santificazione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi tua unità in vino, sia segno della nostra unione con la vita di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo all'altare di questa offerta gradita a Dio Padre Onnipotente. Ricorda, Dio Padre, che il tuo Figlio, nostra vera pace,
ha vinto nel suo sangue ogni inimicizia. Guarda con misericordia le nostre sofferenze e fa che questa offerta ridoni pace e tranquillità agli uomini che tu ami. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E insegnando la reazione, prese il pane, rese grasso, spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Il Spirito ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Patriarca e il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.
noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio, Francesco e tutti i tempi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, con la fiducia di figli diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
lascio la pace, vi do la mia pace, dice il Signore. Preghiamo. Donaci, o Padre, lo spirito di carità, perché nutriti del corpo e del sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini operatore di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi e ci sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, stiamo in pace. Paio d'amore, resta ciascuno, il tuo Gesù, piena di grazia, noi t'acclamiamo.